Ci troviamo nello splendido parco San Giuliano, nella zona Porta Gialla. E qui fra qualche ora inizierà il concorso di bellezza Miss Principessa d'Europa, la prima selezione. Venite a vederci, ci sono anch'io. Ciao! Del concorso Miss Principessa d'Europa, prima tappa Veneto. Io sono il tale scout per il Triveneto e ci auguriamo che vi divertiate. Abbiamo 18 ragazze da presentare. Io adesso lascio il microfono, direi anche un bel applauso alla presentatrice ufficiale Claudia Pinton. Grazie mille e anche un applauso a te, Giulio. Niente, prima di iniziare questa kermesse di oggi, dove verrà eletta Miss Principessa d'Europa 2017, chiariamo che le ragazze di oggi, che sono appunto 18, faranno 2 uscite, la prima in abito elegante e la seconda in costume, quindi sia la nostra giuria che il nostro pubblico avrà merito di giudicarle, e quindi direi di iniziare chiamando sia la madrina di questa serata, ovvero Anna Bardi, e le nostre ragazze. Sono tutte, sono 18, allora siamo contenti che le ragazze sono diverse. Dunque, tra queste 18 ragazze la giuria ne voterà 6, naturalmente, che andranno in finale regionale Veneto di fine agosto, poi vi diremo anche la località. Per il momento le state guardando tutte insieme e tra non molto la prima uscita in elegante.
Stefano Casagrande è il nostro collaboratore libero professionista. Anna Petrone, stilista. Una bravissima Fernanda Lins, che è una modella. Abbiamo il suo ragazzo che è modello anche lui, Andrea. Dopo abbiamo Cristian Lanza, un modello. Abbiamo un'altra stilista che è Elena Milani. Questa è la giuria. Quindi intanto io ringrazio Fabio Gottardo, che è il nostro fotografo ufficiale. Poi c'è Federico, altro fotografo che è qui, e poi abbiamo Mario Bonesi invece, che ringraziamo per le videoriprese. Vi ricordo che nei prossimi giorni troverete tutto in YouTube per la serata, appunto, con le uscite di questa sera, e volevo ringraziare anche per il trucco parrucco Mauri Parrucchiere e Marta Tofano e il suo staff per il trucco. Bene, allora io adesso non so se vuoi dire ancora due cose, vi lascio ancora con Claudia velocemente. Allora direi di iniziare con la prima sfilata che verrà giudicata dalla nostra giuria, e la prima sfilata sarà in abito elegante, quindi direi di chiamare la prima concorrente di questa serata. La concorrente numero 1, lei è Jenny Sementato. Della numero 3, lei è Ilaria Maiolo. Lei è Giada Gaspanotto. In abito elegante, lei è Gioia Ellen Rossi.
entrata in passerella la numero 6, lei è Teona Oloariti. Con il numero 8 ecco con noi Veronica Pepe. E ora passiamo alla numero 9, anche lei in abito elegante, e lei è Anna Canazza. E ora passiamo alla numero 10, lei è Sandy Carbonic. Inizia la prima passerella anche per lei, in abito elegante per il numero 11, lei è Valeria Franceschi. E ora passiamo alla numero 12, lei è Simona Carraro. Passerella anche per la numero 13, lei è Elisa Bellocchi.
ora è arrivato il momento della numero 14, lei è Diana Jasic. Elegante anche la numero 15, lei è Valentina Serafin. Ed ora è arrivato un momento anche per lei, per la passerella per la numero 16, Giorgia da Canal. Lei è la numero 17, Yamina Zarre. Ho visto la prima uscita in elegante, ho visto anche la giuria ben attenta. Io mi raccomando ancora una volta, dato che ci sono delle ragazze che praticamente sfilano anche per la prima volta, io ho visto che da questa parte applaudono, da lì un po' meno. Comunque vi chiedo per le ragazze dopo quando escono, per incoraggiarle, di applaudirle, ok? Grazie. Allora, la prima uscita è stata effettuata per l'elegante portamento, la giuria ha già dato hanno dato il loro voto a tutte le ragazze. Miss Principessa d'Europa, siamo pronti per l'uscita in costume, la giuria è prontissima, questa seconda votazione. Con la numero 1, Jenny Sevenzato. Numero 2, anche lei in costume, lei è Alice Marizzo.
Vittoria Ellen Rossi. E lei è la numero 6, Fiona Paola Ricci.
Lotti con il numero 13. Ed ora passiamo alla numero 14, lei è Mariana Jasic. Valentina Serafin. Passiamo ora alla numero 16, Giorgia da Canal. Yamina Zanre. Bene, un forte applauso a tutte quante le ragazze, lo facciamo? Adesso chiamiamo le ragazze tutte insieme che escono, che vengano qui per piacere. Adesso le vedremo tutte insieme, Comunque penso che sia ben dura per la giuria perché io ho visto delle belle ragazze, poi non so Fernanda cosa dici. È difficile, no? Com'è? Sono state molto bravi in costume da bagno. Aspetta, te lo faccio dire al microfono. Complimenti alle ragazze in costume da bagno perché io vestita ho freddo, quindi loro hanno mantenuto la compostezza e tutto. L'avresti fatto anche tu se fossi stata in costume. Benissimo, comunque Fernanda è una modella, per quanto riguarda i concorsi ha vinto di tutto e di più. Nel frattempo, se Stefano puoi ritirare tutte le schede della giuria e me le metti là che facciamo il conteggio. Brave ragazze, come all'inizio vi posizionate là, vi vedo, vi vediamo tutte insieme, a me gira già la testa, non so al pubblico, sono in tante, sono tutte molto belle. Io sinceramente non saprei chi votare, è un po' dura, chissà che non ci siano dei pari merito. Io ho fatto uscire Cristian perché, vedete, Cristian vieni qua, vedete che tra me e lui non c'è tanta differenza, no? Fisicamente siamo più o meno... Chi è che ride là?
Christian è un modello della Fashion Lady, perché chi organizza appunto i concorsi per Miss Principessa d'Europa è la Fashion Lady con sede a Pordenone e poi Padova, e facciamo anche sfilate di moda. Lui è uno dei tanti modelli mascoli e quindi che ringraziamo di essere questa sera qui in giuria. Grazie Christian. Claudio adesso farà una brevissima intervista a nome, quali sono i loro progetti, appunto per dare appunto tempo di fare i conteggi, così conosceremo meglio le ragazze una alla volta. Ultima cosa, dato che il concorso Miss Principessa d'Europa è un concorso trasparente, se alla fine qualcuno di voi vuole vedere le schede dei giurati con i voti, può farlo tranquillamente, che sia una partecipante o un genitore, perché vogliamo che sia tutto chiaro e trasparente. Vai Claudio. Allora, direi di iniziare in ordine, quindi passiamo subito alla numero 1. 3 domande semplici e veloci. Jenny, età, perché ti vedo giovanissima, da dove vieni e cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, ho 16 anni, vengo da Spinea, in provincia di Venezia e studio elettronica e sono in terza superiore. Ok, perfetto, un grande applauso e direi di passare alla numero 2. Alice, ti chiedo di nuovo l'età, perché anche te ti vedo giovanissima, e cosa fai nella vita e cosa vorresti fare nella vita? Buonasera a tutti, ho 15 anni, vengo da Stellazzano in provincia di Padova, studio segreteria e vorrei fare la modella. Ok, perfetto, quindi tutte giovanissime oggi. Passiamo alla numero 3, Ilaria. Ilaria, che sport fai? Che hobby hai? Per l'altro non so se fai sport, credo di sì, da fisica. E cosa ti piacerebbe fare nella vita? E dell'età te l'ho già detto, non lo so, comunque l'età. Ok, buonasera a tutti, ho 17 anni, vengo da Padova. Nel tempo libero sto con le amiche, non pratico sport, non pratico sport e faccio studio estetica. Ok, perfetto, no, pensavo dal fisico che facessi sport invece. E passiamo alla numero 4, giusto? Giada. Età di nuovo, cosa fai nella vita? Passioni? Parlami. Buonasera a tutti, ho 16 anni, abito a Murano, faccio il liceo musicale e la mia passione preferita mi piace diventare cantante e anche musicista perché suonano il pianoforte e da qui nasce spontanea la domanda, se fai il liceo musicale suoni solo pianoforte, suoni anche strumenti? e faccio canto. Ok, perfetto, un grande applauso anche per la numero 4. Passiamo alla numero 5, quando prima dicevo il tuo nome ho notato qualcosa di strano, nel senso c'è Helen, che origini hai? Di nuovo ti chiedo l'età, se hai qualche origine strana. Elena mi pareva qualcosa, non lo so, inglese, non ho idea. E l'età e cosa fai nella vita? Allora, ho 16 anni e frequento l'Istituto Alberghiero e Helen sarebbe un secondo nome, è uno scherzo che ha fatto mio papà e mia mamma. In parole povere. Ok, va benissimo, un grande applauso anche per la numero 5. Poche domande mi chiede già, il numero 6, Teona. Sport? Niente, nada. Vabbè, età, da dove vieni? Cosa vorresti fare nella vita? Perché oggi sei qui? Da cosa ti aspetti? Da cosa ti aspetti da questa serata? Cioè ti sei voluta mettere in gioco? Per quale motivo questa sera sei qui? Buonasera a tutti, ho 16 anni, abito a Mestre. Per l'altra va bene. No, diciamo. Ok. Ti piacerebbe farlo nel futuro? Sì o no? Boh. Passiamo alla numero 8, Veronica. Età di nuovo, perché ormai è consuetudine, se non la chiedo a qualcun altro magari si offende. Età, cosa fai nella vita, cosa vorresti fare nella vita anche te? E fai sport, ecco, quindi ci dire che sport fai.
Buonasera a tutti, io sono Veronica, ho 17 anni, vengo da Mestre e studio al liceo classico e faccio sport, sì, da quando avevo 8 anni faccio danza. Dicono voce. E niente, faccio queste cose perché mi piace e sì, se magari in futuro faccio un lavoro volentieri, mi piacerebbe. Sempre un altro grande applauso a Veronica Pepe. Ed ora passiamo alla numero 9, Anna Canazza. Hai qualche domanda particolare che vorresti? No, allora posso andare a libero arbitrio, ok. Di nuovo l'età, cosa fai nella vita? Ti seguo nel social, quindi so che sei mamma. Lavoro, passioni. Allora, buonasera a tutti, sono Anna Canazza, ho 19 anni, vengo da Spera del Tuganio, provincia di Padova. Nella vita faccio la mamma, però lavoro in un bar come cameriera e barista. E mi piacerebbe, se ho l'opportunità, di diventare modella per modello. Ok, perfetto, grande applauso anche per Anna. Passiamo alla numero 10. Sicuramente tu avrai qualche origine che ora mi svelerai di sicuro, del cognome che non sapevo pronunciare. Di nuovo età, di nuovo cosa fai nella vita, passioni, hobby, sport. Sempre uguale. Buonasera a tutti, ho 16 anni, vengo da Mestre e studio estetica e gioco a calcio. A calcio? Ma le origini mi devi dire. Il nome è stato preso da un film. Ma il cognome? Il cognome però origini croate. Ok, origini croate. Ottimo, passiamo alla numero 11, Valeria. Di nuovo l'età, ormai le domande sono scontate. L'età, cosa così poi riprendete. Cosa fai nella vita? Cosa vorresti fare nella vita? Salve a tutti, sono Valeria, ho 18 anni e frequento l'istituto tecnico sul turismo e studio diverse lingue come inglese, spagnolo, cinese e mi piacerebbe diventare un hostess promoter. Ottimo, vi chiederei un altro grande applauso anche per lei. Lei è Simona. Simona, di nuovo età perché vedo già il volto che è giovanissimo, quindi ormai tanto siete quasi tutti meno questa sera. E cosa fai nella vita? Cosa vorresti fare? E ti piace il mondo della moda, non sbaglio? Buonasera a tutti, sono Simona, ho 17 anni, frequento il liceo artistico e stasera sono qui perché mi piace il mondo della moda e comunque questo può essere un modo per entrarci e da grande vorrei fare l'attivista. Ok, perfetto, grande applauso anche per lei. Passiamo alla numero, mi sono persa, 13, Elisa. Di nuovo età? Cosa vorresti fare da grande? Cosa fai tuttora? Buonasera a tutti, sono Elisa, ho 15 anni e vengo da Pignano e nella vita sono una studentessa al liceo linguistico, studio spagnolo, tedesco e inglese e da grande mi piacerebbe diventare un interprete o comunque, visto che sto studiando lingue, mi piacerebbe che queste potrebbero essermi utili un giorno anche nel campo della moda e vado in palestra, quindi però ho praticato per molti anni pallavolo e sono una ragazza che in tutto quello che fa dà sempre il cuore, la tutta se stessa, quindi l'importante per me è divertirmi e quindi aspetto questo per questa serata e mi sono già divertita, quindi per me è già qualcosa. Bene, ti regalo il microfono perché hai parlato tantissimo, brava. Un grande applauso anche per lei ed ora passiamo al numero 14. Ho sbagliato tutte le volte che ho detto il nome, il pronome, quindi non so come si pronuncia, quindi lo lascio a te. Origini perché è indubbia questa domanda, perché mi ha incuriosito tantissimo. Cosa fai nella vita e l'età? Buonasera a tutti, sono Miriana, abito a Mestre, ho 26 anni, ho le origini dell'Est e sono qui stasera perché una mia passione è questa e studio la lingua inglese e nel futuro mi piacerebbe aprire un negozio di vestiti tutto mio. Grazie. Perfetto, grande applauso anche per la numero 14. Passiamo allora alla numero 15. Valentina Serafina. Età di nuovo.
passioni so che gli piacciono molto i cani, quindi hobby, palestra, simile dal fisico, no, come no? Cioè, cos'altro? Cosa fai? Cosa gli piacerebbe fare? Buonasera, sono Valentina Serafina, ho 22 anni, mi piacciono gli animali, quindi quella è una delle mie passioni, e l'altra è il ballo latinoamericano. Va bene, quindi aiuta madre natura, abbiamo capito questo. Passiamo ora alla numero 16, Giorgia, di nuovo età, anche di 4 giovanissima dal volto. Cosa fai nella vita? Passioni? Come ti vedi in futuro? Come ti vedi proiettata fra 10 anni? Come ti vedi fra 10 anni? Buonasera a tutti, sono Giorgia da Canale, ho 18 anni, abito a Belluno e momentaneamente frequento il liceo scientifico sportivo. Nella vita, adesso mi sono buttata sul kitesurf, poi non lo so, mi vedrò in futuro. Ti vorresti vedere professionalmente? Professionalmente parlando, sicuramente nel mondo della moda, perché comunque è una passione che ho fin da piccola e spero di portarla avanti. Un grande applauso anche per lei, ora passiamo all'ultima ragazza concorrente di questa sera, ma non ho sbagliato appunto il nome, credo, prima, può essere, sì, immagino, ecco, quindi meglio per dire tu. Età, passioni, sport, sì, sport, posso chiedertelo, e cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, sono Giamina, ho 20 anni, vengo da Burkina Faso che si trova in Africa centrale e faccio palestra ma non da molto tempo e lavoro qua a Mestre, l'altro Veneto che siamo qui. Grazie. Ecco, quindi le abbiamo conosciute tutte quante le nostre 16 finaliste. Allora, abbiamo terminato. Io vorrei sottolineare ancora una volta, se qualcuno, qualche genitore o ragazzo alla fine vorrà vedere i voti, siamo qui. Dunque, questa sera verranno fasciate, per quanto riguarda i voti della giuria, 4 ragazze e poi ci sono altre 2 fasce, ma di questo parleremo dopo. Ed è giusto partire con la quarta classificata di questa sera per la prima selezione Veneto di Miss Principessa d'Europa. La quarta classificata è Simona Carraro. Chiamerei Cristian Lanza qua per fare la fascia, grazie. Chiedi Cristian la fascia che ti dà Anna per fasciare appunto la quarta classificata che è Simona. In finale a fine agosto per la finale Veneto. Un altro applauso, le foto di rito per la quarta classificata. Qua vicino a noi. Simona, vieni pure qui, ok? Adesso chiamiamo qui per fasciare la terza classificata, chi chiamiamo? Chiamiamo Fernanda, dai, Fernanda. Quindi attenzione, la giuria ha votato questa sera per questa prima selezione Veneto di Miss Principessa d'Europa, terza classificata. Io non dico i numeri, dico i nomi perché voi sarete d'accordo con me che le ragazze hanno un nome e un numero conta fino a un certo punto. Elisa Benocchi, un applauso, numero 3, quindi terza classificata. Vicino a Simona, prima le foto di Rito insieme a Fernanda. Ecco qua. Vicino alla Simona, Elisa e Simona. Stasera va così, ricordami tu. Anna Maria. E che cosa fai? Fai cuci? Sì, io disegno vestiti e li realizzo. Ecco, Anna Maria Stilista che premierà, fascerà la seconda, abbiamo tutto, vero Anna? Le corone dopo il bilancio c'è tutto, bravissima. La seconda arrivata per il punteggio della giuria è... Chi è? Qualcuno mi dice che secondo voi quale potrebbe essere la seconda classificata, secondo il vostro punto di vista? La figlia, la nipote,
lì sono alla 6, che 9, il 9, la Teona, Valentina Serafin, seconda classificata, lasciata dalla nostra Anna Maria. Eccoci qua. Comunque, ecco, Valentina Serafin, anche lei in finale regionale Veneto di Miss Principessa d'Europa, la fascia è dei Giviterro Blog. Siamo arrivati alla numero 1. Prima di arrivare a premiare la numero 1, io devo dire che abbiamo altre 2 fasce. E allora direi di chiamare, prima di chiamare la prima classificata, di chiamare le 2 fasce che abbiamo e vi spieghiamo perché. In febbraio, credo in febbraio, abbiamo fatto Miss Small Perfect, che è un concorso dedicato alle ragazze al di sotto di 1,66, 1,67, anche se ufficialmente era 1,65. Ha vinto Teona Aurati e quindi gli avevamo promesso che andava in finale Miss regionale Veneto di Miss Principessa d'Europa. Chiamiamo qui, chi chiamiamo? Elena, vieni Elena, dai. Facciamo un applauso alla seconda stilista che è in giuria, Elena Milani, che tra l'altro compie gli anni, è il suo compleanno. Ci segue sempre vestito di moda, quindi qui a fasciare Teona Aurati, appunto la faccia giudicata in Miss Small Perfect, anche lei in finale regionale. Allora, poi è stato effettuato un casting insieme al patron Davis Paganelli in febbraio, che ha partecipato una delle ragazze che vedete lì e gli è stato detto che avrebbe avuto appunto l'opportunità di andare in finale regionale Veneto e così è. Prima abbiamo rispettato giustamente i voti della giuria e poi adesso abbiamo dato sia a Teona, che ha vinto Miss Small Perfect, e alla prossima che daremo chiamiamo Andrea, vieni. Un applauso al modello Andrea che viene a fasciare con lei. Io spero che sia abbastanza chiaro, se no chiedete pure, insomma quella che facciamo adesso ha partecipato al casting di febbraio e gli è stata promessa la fascia, quella partecipazione, ha partecipato anche stasera, non era tra le prime 4 ma la fascia gli spetta. Veronica Pepe. Veronica con le foto di rito. La giuria ha votato questa sera che è Miss Porta Gialla 2017, ma restate comunque lì perché dobbiamo dare altre 2 fasce. Chiamiamo a qui. Chi è che manca della giuria che non è venuto? Stefano, manchi tu. Vieni Stefano, il nostro libero professionista, collaboratore, che accogliamo con un applauso, viene a fasciare la prima classificata. Eccolo qui, allora, anche qua chiederei al pubblico, secondo voi la prima? Avete un vostro giudizio personale? Nessuno, tutti tacciono? Benissimo, allora lo dico io. Yamina, vieni Yamina! Cina e fascia, prima classificata. Foto di rito. Va bene. Ecco, allora adesso Anna vi porta le 2 fasce. È una cosa che si può fare perché chi vuole andare a vedere il regolamento lo prevede, che tale scout possa aggiungere 2 fasce, però queste 2 fasce, sempre per rispetto ai voti della giuria, non andranno in finale regionale. Chiamiamo le 2 fasce di merito e
ci sono delle ragazze che vincono spesso, ragazze che non vincono mai, ragazze che vincono poco. Allora la Fashion Lady Eventi questa sera vuole consegnare 2 fasce e chiamerei ancora qui Fernanda e Cristian, venite qui per piacere, che sono, lo ribadisco, 2 fasce di merito. Ci sono ragazze, adesso inizio subito dalla prima, che partecipano sempre ai concorsi che non riescono più di tanto perché le giurie che so le hanno considerate nelle varie serate un po' meno talentuose delle altre e forse hanno vinto una fascia o addirittura nemmeno una. Allora questa sera l'agenzia vuole dare queste 2 fasce di merito, è un omaggio, è una semplice fascia che però può essere un bel ricordo. La prima vuole darla ad una ragazza che è sempre sorridente, molto umile. Voi non lo sapete, ma io... No, non sei tu Beatrice. Grazie a Porta Gialla, a tutto il personale, comunque sia andata, insomma, qualcosa abbiamo raggiunto. È una fascia di merito. Giada Cabanotto. Premiate dalla giuria, Giada non sarà in finale, ma è comunque un ricordo che vogliamo dare volentieri. Bene, grazie Giada, mettiti vicino alle altre fasciate. Seconda fascia di merito, solo di merito, Ilaria Maiolo. Prego. Cristian, applauso. È una cosa un po' fuori dal comune, comunque ribadisco per chi vuole andare a controllare il regolamento nazionale, è una cosa che si può fare. Adesso un po' di foto per le fasciate e per le altre, aspetta un attimo che gli fanno le foto. Grazie a tutti, scusate che se abbiamo iniziato un po' in ritardo e buona serata.